Tante le iniziative dell'Associazione Nazionali Carabinieri della Sicilia in favore della popolazione dell'Ucraina. Nelle ultime ore, mentre infuria la guerra in Ucraina, 45 sezioni dell'Associazione Nazionali Carabinieri Siciliane si sono attivate per fornire un fattivo contributo di solidarietà e aiutare la popolazione colpita dai bombardamenti, in particolare sia quella rimasta in patria sia i numerosi profughi arrivati in questi giorni in Italia. Nel dettaglio, in seguito all'intensificarsi dell'emergenza umanitaria in Ucraina, è stata avviata una campagna di raccolta farmaci, materiali di primo soccorso, generi alimentari, indumenti per bambini, individuando le sezioni della citata Associazione Nazionale Carabinieri dislocate in ogni provincia, quali centri di raccolta dei materiali e dei beni di prima necessità. Inoltre, considerato il numero crescente di sfollati e rifugiati, la rete degli aiuti e degli interventi di assistenza a cura delle sezioni della citata associazione sarà ulteriormente rafforzata nelle prossime settimane al fine di offrire un tangibile sostegno alla popolazione dell'Ucraina, colpita dall'improvvisa invasione e bisognosa di aiuti immediati, un impegno insomma senza sosta nello sviluppato della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri delle 9 province siciliane, che punta quindi a sostenere e aiutare con gesti concreti le vittime di questo conflitto, alla quale saranno forniti, ad esempio, lacci emostatici, prodotti come cerotti, bende cotone, bende sterili, siringhe, forbici, pinzette mediche, tachipirina, garze, protezioni, guanti lattici in uso medico, superfici antibiotici di biancheria in cibo e scatole lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, sacchi a pelo e cuscini.